Effettivamente è cambiata abbastanza la richiesta e il focus dei giovani. Una volta un giovane chiedeva un lavoro, essenzialmente un lavoro e l'opportunità di poter inserirsi e dimostrare di aver voglia di fare. Adesso sì, chiedono un'opportunità, ma soprattutto chiedono di avere anche del tempo libero, chiedono innanzitutto qual è l'orario di lavoro, chiedono a che ora si finisce la sera, chiedono se il sabato si lavora. Queste sono a livello di colloquio di lavoro una delle prime cose che chiedono. Magari chiedono anche sì, informazioni sulla retribuzione, ma non è un dato prioritario, proprio cercano di capire un po' il welfare aziendale, se c'è anche, non so, la mensa in azienda, c'è la possibilità di fermarsi, quanto dura la pausa pranzo, quindi proprio molto legato all'equilibrio tra la vita personale e la vita lavorativa, se questa attività consente di coniugare le due cose, insomma. Le esigenze delle nuove generazioni sono sicuramente quelle di conciliare il tempo lavorativo col tempo libero, con la propria vita personale e quindi trovare questo modo comporta un cambio anche da parte nostra di imprenditori dell'organizzazione aziendale. Però queste esigenze non sono più proprie di ragazzi giovani. Dopo il Covid io ho notato che anche le generazioni più anziane, chiamiamole così, hanno cominciato a cambiare un po' di mentalità, quindi guardano di più alla qualità di vita, avere il tempo libero assicurato, banalmente devono avere i tempi certi di lavoro, quindi non più come una volta che all'improvviso si improvvisava uno straordinario per finire una lavorazione. Ma la flessibilità noi ce l'abbiamo già da 2010-2011, sia nella gestione dei permessi, nella gestione dei recuperi, tanto è vero che anche in passato dal Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio abbiamo avuto anche un riconoscimento, c'è stato dato un'immagine della Camera di Commercio in marmo di Verona, insomma una cosa tipica, appunto perché come piccola azienda avevamo inserito una flessibilità di gestione di orari e di permessi che è tipica, diciamo, delle aziende grandi, ecco. Se sono tante ore magari recuperano in mezz'ora ogni giorno, oppure entro prima, esco dopo, cose di questo genere. Abbiamo anche varie signore che in base alle esigenze scolastiche dei figli hanno cambiato gli orari e il part-time. Adesso siamo abbastanza fissi con i part-time, abbiamo quelli, ma per anni abbiamo avuto part-time che variavano dalle 3 ore e mezza alle 4, alle 6, a seconda alle elementari esce a mezzogiorno e mezza, quindi devo uscire a mezzogiorno, poi passa alle medie, uscirà all'1. La modernità che porta allo stesso livello di lavoro, e questo ce l'ha solo l'apprendista, perciò idee nuove, idee più moderne e soprattutto tanta voglia di continuare a raggiungere l'obiettivo anche se non ce la fa. Quello che non trovo più nel dipendente dopo un po' di tempo, perché è abituato a fare lo stesso lavoro e lo fa un po' meccanicamente. L'apprendista invece cerca sempre 1000 strade pur di non fare quello che gli hai detto tu, ma raggiunge l'obiettivo. Entrambi hanno fatto alternanza lavoro con noi e poi sono innamorati del sistema lavorativo, nel senso che c'è sempre un lavoro nuovo ogni giorno, c'è sempre un cliente nuovo, non ci sono le stesse facce, ci si muove spesso, insomma è diverso che lavorare in fabbrica, senza nulla togliere ai lavoratori di fabbrica. Ecco. La difficoltà è purtroppo nel reperire ragazzi per motivarli a entrare nel mondo del lavoro, perché tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro c'è un po' di qualche passaggio. I ragazzi quando vengono al colloquio molte volte dicono che non hanno la competenza pratica e la mia domanda è: la teoria la sai bene? Perché la pratica in 5 minuti la impari, la teoria ci vuole qualche anno, insomma, no? E allora quando io faccio qualche domanda teorica invece vedo il buio e da questo punto di vista qui noto che a livello di percorso scolastico c'è qualche lacuna, nel senso che
viene dato un teorema, una spiegazione eccetera, ma senza magari calarlo nella pratica, nella realtà. Insomma. Gradirei che ci fosse creato un tavolo dove ci sono imprenditori, insegnanti, presidi, anche il mondo politico, per orientare meglio lo studio e anche la formazione dei ragazzi. A volte è difficile ad oggi far capire ai ragazzi questa visione un po' a medio-lungo periodo. Si fermano molto a guardare quella che è magari la busta paga del primo giorno, del primo mese di lavoro, senza capire che magari in altri contesti industriali, magari orientati su catene di montaggio, realtà più statiche, il lavoro e la retribuzione anche rimarrà quella nel tempo, negli anni. Non ci sarà questa possibilità di emergere. Da noi si parte un po' più bassi a volte, si fa un po' più fatica, ma si può arrivare ad essere qualcuno, soprattutto in realtà dove appunto come la nostra di circa 30 dipendenti, non sei il dipendente numero 1, numero 2, ma sei Mario, sei Giovanni, sei Giuseppe, sei una persona e tante volte sono i clienti stessi o comunque i nostri referenti che non ci chiedono un operatore, ci chiedono Mario, ci chiedono Giuseppe, per cui diventi qualcuno all'interno di una realtà, insomma. È anche un orgoglio, una soddisfazione nostra di dire che nel tempo tanti giovani che poi si sono specializzati lavorando qui da noi, hanno imparato il mestiere e hanno fondato delle loro aziende. Quindi nel tempo, mi sembra adesso mi sembra 14 o 15 aziende sono nate da noi, dalla nostra azienda. E con questi ragazzi noi siamo sempre stati in buoni rapporti e anzi collaboriamo. E quindi la collaborazione con chi hai lavorato assieme e hai fiducia perché lo conosci e sai come lavorava, è importante per il risultato del cliente, che si deve acquisire. Che in Germania l'artigiano è molto diverso da qua. Lui arriva col ragazzo, che è l'apprendista, e col meister accanto. Il meister non tocca niente, il ragazzo fa tutto. E li addebitano, sia il meister che... Quindi sono due mondi completamente diversi, però insegnano il lavoro, Ecco, questo è il nostro punto debole, che io mi batto molto, è che noi non riusciamo a preparare bene i nostri apprendisti. Perché abbiamo troppa fretta di lavorare, perché quelli che sanno lavorare fanno prima a far loro che insegnare all'apprendista. Questo è un errore enorme. Intanto perdiamo la conoscenza del lavoro di chi sa lavorare, non trasmette le particolarità, proprio le finezze del lavoro dell'artigiano. Sarebbe bello portare avanti che quando uno esce, che va in pensione, tipo io vado in pensione, poter farlo rientrare con dei particolari contratti solo per insegnare all'apprendista, non per lavorare, sono due cose diverse. E sarebbero importantissime perché allora intanto l'apprendista si innamora del lavoro. Adesso è sempre di corsa che poi il ragazzo non riesce neanche a capire cosa succede. Se tu gli metti vicino un pensionato, quello gli insegna con calma, devi insegnargli a raccogliere fascette quando cadono per terra, che nessuno lo fa più, pulire il posto di lavoro, sono quelle piccolissime cose che non si fanno più e che portano anche a lavorare male alla fine. E si perde la sapienza del lavoro. Beh sì, l'apprendistato abbiamo sempre utilizzato, anche in passato. Certo che se partiamo dal vecchio detto di mio papà, diceva sempre è difficilissimo insegnare un mestiere e soffri tantissimo quando insegni una cosa e poi magari dopo se ne vanno questi ragazzi. Quindi la cosa importante, veramente il risultato è tenersi qua la persona valida, tenersela in azienda dopo che l'hai formata. Una forte responsabilità che io sento e che cerco di soddisfare in tutti i modi è quella di riuscire a trasmettere ai ragazzi di oggi la passione e la consapevolezza che questo lavoro è un lavoro che dà soddisfazione, che ti dà la possibilità di crescere e che non è un lavoro piatto come potrebbe essere all'interno di una fabbrica. È importante che questi ragazzi siano coinvolti all'interno dell'azienda, sono loro il nostro futuro e ce li dobbiamo coccolare perché il nostro settore continui ad andare avanti.